Buonasera da Sicilia 24, le principali notizie. La strage di Capaci 34 anni dopo, a Palermo le manifestazioni in ricordo dell'eccidio dove persero la vita il Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti alla scorta. Da barca degli scafisti a simbolo di legalità, la Mare Nostrum Diche ha fatto tappa a Catania. L'iniziativa punta a sensibilizzare i giovani contro mafia e criminalità. Un incendio doloso ha devastato lo storico lido esagono di Aci Castello nel Catanese. Le fiamme hanno distrutto parte del solarium e diversi materiali in legno. Indagano i carabinieri. Messina, violenta la figlia della compagna, 51enne arrestato in flagranza con l'accusa di atti sessuali su una 14enne. La segnalazione è partita dalla scuola, la minore è stata soccorsa e affidata al padre. A Catania, a bordo di uno scooter, non si ferma all'alta e investe un agente della polizia locale, identificato e arrestato un 21enne. Ancora allarme e sicurezza nella zona del Castello Ursino a Catania, furto in un negozio di pelletteria, uomo si denuda in piazza, luogo di spaccio. Residenti e commercianti chiedono un presidio fisso delle forze dell'ordine. Calcio, il Catania in campo domani sera al Desduca contro l'Ascoli nella semifinale d'andata dei play-off per la Serie B. Toscano deve fare i conti con alcune assenze. Appuntamento con diretta stadio su Telecolor dalle 19:30. Buonasera, ben trovati. 34 anni fa Cosa Nostra uccideva a Capaci, il giudice simbolo della lotta alla mafia Giovanni Falcone assieme alla moglie Francesca Morvillo e agli uomini della sua scorta Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Di Cillo. A Palermo giornata di commemorazioni e di tante iniziative anche per riflettere sulla riorganizzazione di Cosa Nostra. Marco Gullà. Che a seguito di attentato avvenuto in Palermo, attentato dinamitardo in Palermo, controllare tutti quelli che escono dall'autostrada. Sono gli audio dei poliziotti intervenuti a Capaci il 23 maggio del 1992. Momenti di panico, di paura. 34 anni sono passati, una data impressa a fuoco nella storia della Repubblica Italiana. Anche 34 anni fa era sabato, lungo l'autostrada 29, nei pressi dello svincolo di Capaci, un attentato dinamitardo sventrò l'asfalto e scosse l'intero paese, strappando alla vita il magistrato simbolo della lotta a Cosa Nostra Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e 3 agenti della scorta, Rocco Di Cillo, Vito Schifani e Antonio Montinaro. Diverse oggi le manifestazioni a Palermo per fare memoria di quella strage che, come ha ricordato il presidente Mattarella, ha segnato la storia della Repubblica. Alle 17:58, orario della strage, il minuto di silenzio davanti l'albero Falcone. Questa mattina ricordo a Palazzo Iunga, alla Fondazione Falcone, la presenza dei ministri dell'Interno Piantedosi, della Giustizia Nordio, della Cultura Giuli, dello Sport Abodi. Purtroppo queste sono stagioni che incrociano temi giudiziari e temi storici. Tanto è stato fatto anche da quel punto di vista, tanto ecco perché è importante stare qui anche oggi in occasioni come queste. Mantenere viva la memoria significa anche contribuire a fare in modo che non ci sia mai la negazione della verità e che i tasselli che mancano siano ricostituiti negli anni. Per un ex magistrato, collega di Giovanni Falcone, io mi sento ancora magistrato, prima ancora che ministro, e quindi è particolarmente emozionante, anche perché entrambi abbiamo rischiato la vita. Io quando indagavo sulle Brigate Rosse e lui sulla mafia. Si deve parlare di lotta alla mafia, non pensando che abbiamo vinto con quelle stragi, ma che dobbiamo continuare a ricordarla. Il fatto che è verificato un po' prima dell'uscita di Capaci, c'è tutto il terreno sventrato, il ferito lo stanno portando via in questo momento. Corteo degli antagonisti da un lato e cerimonia di nascita del Parco regionale della memoria dall'altro. Alle manifestazioni della Fondazione Falcone se ne affiancano tante altre. Sentiamo nel servizio di Manlio Viola. Piazza Vittorio Emanuele Orlando, lo spazio antistante il Palazzo di Giustizia di Palermo, torna protagonista anche nel pomeriggio di questo 23 maggio. Dopo aver ospitato la manifestazione degli studenti ai quali questa mattina si è rivolto il presidente del Tribunale di Palermo, Pier Giorgio Morosini, dalle 15 al grido "finché avremo voce" contro silenzi e depistaggi di Stato, si sono concentrati gli antagonisti per il corteo organizzato dalla CGIL e da 40 associazioni. Giovani e meno giovani sono partiti
proprio da lì per raggiungere l'Albero Falcone per partecipare al minuto di silenzio e di ricordo ufficiale, l'unico momento in cui le manifestazioni ufficiali e quelle antagoniste si toccano. Con gli antagonisti c'era anche il magistrato Nino Di Matteo. Si arriverà alla verità se tutte le istituzioni e tutto il popolo italiano lo vorranno. In questo momento i segnali non sono positivi, c'è una grandissima fetta del Paese, del potere, delle istituzioni che vuole archiviare per sempre quelle pagine di storia, considerando soddisfacente l'esito della condanna dei mafiosi, che è un esito importante ma che non ha ricostruito tutta la verità. Proprio i processi che si sono fatti, le indagini che si sono celebrate, fatte a Palermo, a Caltanissetta e a Firenze, dimostrano che non fu solo Cosa Nostra. Sempre nel pomeriggio il Giardino della Memoria in territorio di Isola delle Femmine è diventato Parco Regionale della Memoria, l'area che ospita anche la teca con quel che resta della Quarto Samora 15, l'auto di scorta di Giovanni Falcone, acquisisce una nuova denominazione e una nuova importanza. Un risultato ottenuto grazie alle lunghe battaglie di Tina Montinaro, la vedova di Antonio, il caposcorta del giudice morto con lui. È proprio un luogo intriso del sangue versato quel sabato di 34 anni fa, quando l'auto blindata sulla quale viaggiavano Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani saltò in aria disintegrata da 500 kg di tritolo e finì la sua corsa proprio in quel terreno. Anche Catania si è mobilitata nel pomeriggio con l'iniziativa Capaci di partecipare. Nel piazzale antistante il Palazzo di Giustizia di Catania, memoria, coraggio, legalità, partecipazione, le parole alla base della manifestazione organizzata dall'Associazione Nazionale Magistrati, la sezione di Catania, dal Consiglio Notarile dei distretti di Catania e Caltagirone e dall'Ordine degli Avvocati di Catania, con la partecipazione di Città Insieme e Agesci. La scalinata della legalità è stata allestita agli studenti del liceo artistico Emilio Greco. La musica invece è curata da Musica Insieme a Librino. E continuiamo a parlare di legalità in occasione della giornata iniziative anche a Catania con altra iniziativa dove al Molo di Levante è attraccata la Mare Nostrum Diche. Sentiamo Emanuela Corsi. La Mare Nostrum Diche, all'epoca Oceanis 473, è una storia di resilienza e di rinascita. Da luogo di illegalità e sofferenze, oggi è diventato un simbolo di speranza, soprattutto per i giovani. Su questa motonave gli scafisti trafficavano donne, bambini, anziani. All'interno ci sono ancora i resti di quel passato doloroso, come questo pizzino, scritto presumibilmente da un trafficante di vite umane. Oggi, grazie all'Archeo Club d'Italia, ritorna in Sicilia, dove fu sequestrata nel 2023, con una nuova missione: insegnare la cultura della legalità ai giovani e sottrarli agli ambienti criminali. Stiamo facendo un percorso di rigenerazione, ma soprattutto per farla rivivere in una maniera sotto aspetti diversi. Lo stiamo facendo con una serie di progettualità che coinvolgono anche i ragazzi dei centri di giustizia minorile, proprio per far capire che l'ambiente mare è un ambiente diverso, un ambiente pulito, è un ambiente che può creare delle sinergie. Il viaggio della Mare Nostrum Diche, partito da Napoli, ha fatto nuovamente tappa a Catania, al Molo di Levante, in occasione della giornata della legalità, dedicata a tutte le vittime della mafia. Oggi il messaggio da mandare è proprio questo, quello di non trasformare queste commemorazioni in vere e proprie liturgie, nelle quali ci si dimentica quali sono le ragioni che stanno alla base della malattia sociale che è la mafia, e si cerca di contrastare i fenomeni soltanto dal punto di vista immediato, dei loro effetti più immediati. È un messaggio da rivolgere ai giovani, alle persone che hanno la responsabilità di formare altre persone. Un impegno che deve partire dalla scuola. I ragazzi devono conoscere lo Stato, quello che sono praticamente le attività dello Stato e degli uomini di Stato. Dopo Catania il viaggio della motovela della legalità proseguirà ad Augusta, poi a Riposto e infine lascerà la Sicilia per arrivare a Reggio Calabria il 29 maggio. A Palermo una donna è morta investita da un'auto mentre attraversava la strada in via Imperatore Federico. La vittima ha sbattuto la testa contro il parabrezza dell'auto. Stava passeggiando con il cane nei pressi delle strisce pedonali. E sono state ore di angoscia e apprensione nel pomeriggio ad Acireale, alla Timpa, quando il corpo di una donna è stato ritrovato alla base dello strapiombo. Ad avvisare le forze dell'ordine sono stati dei turisti incuriositi dalla borsa e dal soprabito lasciati incustoditi sul muretto, assieme ad altri effetti personali, tra cui anche un telefono cellulare. Subito è scattato l'allarme. Sul luogo sono giunti i vigili del fuoco, il nucleo del soccorso alpino, i carabinieri, insomma una grande
grande mobilitazione. Difficili sono state le operazioni di recupero del corpo per via del luogo molto impervio. Gli uomini dei Vigili del Fuoco si sono calati con il supporto dell'elicottero. Si indaga adesso per ricostruire le circostanze dell'accaduto, anche se nelle ultime ore sembra prevalere l'ipotesi del suicidio. Un grave incendio di natura dolosa ha colpito il Lido Esagono, storico stabilimento balneare della scogliera di Aci Castello. Chi ha appiccato il fuoco è arrivato dal mare, risalendo la scogliera ha innescato il rogo. Le fiamme hanno coinvolto soprattutto il solarium, dove erano stoccate le tavole e le strutture in legno, pronte per essere montate per la prossima stagione estiva. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno spento il rogo e messo in sicurezza l'area. I carabinieri hanno avviato anche le indagini, seguendo i rilievi tecnici e acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza del Lido e delle attività limitrofe per identificare i responsabili. A Messina è stato arrestato in flagranza un 51enne per atti sessuali con una 14enne, la figlia della compagna. L'indagine è scattata dopo la segnalazione della scuola. Francesco Triolo. Una brutta storia di degrado sociale e familiare, una vicenda che ha scosso un'intera comunità scolastica, perché l'indagine sugli abusi sessuali di un 51enne ai danni di una minore 14enne, figlia della compagna, è scaturita proprio da una segnalazione da parte della scuola. L'uomo è stato arrestato in flagranza ieri sera da una pattuglia dei carabinieri nei pressi di Zafferia, zona sud della città, in auto con la ragazzina. E ora si trova rinchiuso nel carcere di Gazzi con l'accusa di atti sessuali con minore. L'arresto è arrivato dopo una delicata indagine scaturita, come detto, dalla segnalazione della scuola, zona centro-nord di Messina, frequentata da una ragazza di 14 anni. Tra i docenti, infatti, c'era il sospetto che la studentessa fosse vittima di abusi sessuali nell'ambito del contesto familiare. Ieri sera, durante un pattugliamento, l'uomo è stato sorpreso mentre era appartato in una zona isolata del quartiere di Zafferia in compagnia della minore, intento a compiere alcune pratiche sessuali a bordo della propria autovettura. È subito scattato l'arresto, mentre la 14enne è stata portata al policlinico per essere visitata e poi è stata affidata al padre. Le indagini della procura stanno proseguendo per valutare anche la posizione della madre, che al momento non è indagata. A Catania non si ferma all'alter, travolge un agente della polizia locale che finisce in ospedale. Il giovane, inquadrato dalle telecamere, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Tonino De Mana. Non si ferma all'alt, anzi accelera e travolge un agente della polizia locale che finisce rovinosamente a terra. È successo in via Cavaliere a Catania, dove l'ennesimo episodio di sfrontatezza è costato caro ad un rappresentante delle forze dell'ordine. I fatti: intorno alle 17:30 di ieri una pattuglia della polizia locale è stata chiamata per un passo carrabile occupato da un'auto in sosta selvaggia. È in quel momento che sul posto in via Cavaliere, all'altezza del civico 18, è piombato uno scooter con 2 persone a bordo e il cui conducente era senza casco. Uno degli agenti fa segno di fermarsi per un controllo, ma il mezzo a 2 ruote prosegue la corsa fino a travolgere il malcapitato vigile urbano, che riporta ferite alla spalla, al polso e al ginocchio, guaribili in 5 giorni. La visione delle telecamere, dei sistemi di videosorveglianza e il racconto di alcuni testimoni sono stati fondamentali per risalire alla targa e quindi al proprietario dello scooter, un 21enne di Catania che è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, fuga pericolosa e lesioni personali. Solidarietà e ferma condanna è stata espressa da tutta l'amministrazione e dal comando, secondo cui l'episodio è grave e vergognoso. Stiamo al fianco di tutti i nostri uomini sulla strada e nelle piccole e grandi difficoltà di tutti i giorni, ha dichiarato il dirigente operativo Stefano Blasco. Abbiamo con l'amministrazione comunale, il sindaco, l'assessore e il comandante l'impegno di dare alla città una polizia municipale d'eccellenza ed è a questo che lavoriamo quotidianamente. Adesso una breve pausa, poi daremo gli ultimi aggiornamenti su Niscemi, sulla Notte dei Musei, sul Castello Ursino, sulla piazza Federico di Sveva a Catania. A tra poco. Il governo ha sbloccato 150 milioni di euro per affrontare l'emergenza frana a Niscemi. Sono previste demolizioni nella zona rossa, contributi agli sfollati e interventi per mettere in sicurezza il territorio. Adesso dovrebbe partire finalmente la fase operativa. Gerry Italia.
Giovedì la visita lampo della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Niscemi e ieri il via libera del governo a un piano straordinario da 150 milioni di euro per i danni provocati dalla frana. Una risposta attesa da mesi dalle tante famiglie costrette a lasciare le proprie case e da un territorio che continua a convivere con la paura di nuovi cedimenti. Il Consiglio dei Ministri ha approvato i programmi predisposti dal Dipartimento della Protezione Civile per affrontare l'emergenza che ha colpito il centro nisseno. Le risorse saranno divise su due fronti: da una parte la demolizione degli immobili nella zona rossa e gli aiuti economici agli sfollati per acquistare una nuova abitazione, dall'altra gli interventi strutturali per fermare il dissesto e mettere in sicurezza l'area. Il piano prevede la delocalizzazione delle abitazioni considerate a maggiore rischio con un sistema di indennizi per i proprietari. Le aree interessate dalle demolizioni entreranno nel patrimonio comunale, mentre la mappa della zona rossa continuerà a essere aggiornata in base ai monitoraggi tecnici. Ma l'obiettivo del governo è soprattutto quello di evitare che la frana continui ad avanzare. Previsti interventi di consolidamento dei versanti, sistemi di drenaggio, controllo costante del movimento del terreno e la riorganizzazione delle reti idriche e fognarie, finite al centro delle verifiche sulle cause dell'instabilità. Sulle misure c'è piena intesa con la regione siciliana, fanno sapere da Palazzo Chigi. Adesso si attende il decreto del Ministero della Protezione Civile per trasformare gli annunci in cantieri. E dalla regione il presidente Renato Schifani parla di un segnale concreto di vicinanza alle famiglie colpite, assicurando collaborazione con il governo nazionale per accelerare gli interventi e riportare sicurezza a Niscemi. A Catania, nella zona del Castello Ursino, altri episodi che inquietano commercianti e residenti. C'è stato un furto in un negozio di pelletteria e un uomo si è denudato in piena piazza. Sentiamo Tonino De Mano. Sotto assedio, ostaggio di criminali, sbandati, ubriachi e drogati, pronti a tutto pur di acquistare la dose, i prevalenza crack. Da piazza Federico II di Svevia a piazza di Spaccio, da zona turistica a zona da evitare di giorno e di notte, con inquietanti episodi che non lasciano dormire sonni tranquilli. Residenti, commercianti, titolari di B&B da tempo denunciano una situazione insostenibile, tanto da chiedere un presidio fisso, non passaggi saltuari, da parte delle forze dell'ordine. E intanto la zona del Castello Ursino continua a balzare agli onori della cronaca. Nelle ultime ore 2 gli episodi: il primo ha visto protagonista un uomo che si è denudato in piazza, invendo contro tutto e tutti, in queste immagini l'intervento delle volanti, l'altro con l'irruzione e il furto in un negozio di pelletteria che s'affaccia su piazza Federico II di Svevia. Al nostro microfono il racconto della titolare. Si sono presi uno zainetto di 165 euro, qualche 4 portachiavi, 5 portachiavi di 40 euro e una cintura di 60 euro. In più la ragazza delle pulizie aveva nella borsa 100 euro e se li sono presi pure. Però di quello che sto venendo a sapere c'è molto uso di crack. Per la cronaca, nel negozio preso di mira è il 7° furto con taccheggio in meno di 2 anni. Infine, dopo il nostro servizio denuncia, sono state rimosse le pedane abbandonate che facevano bella mostra di sé davanti ad un ristorante, naturalmente con vista sul Castello Ursino. Il Comune di Catania e la città metropolitana aderiscono alla Notte Europea dei Musei con l'apertura straordinaria dei siti della rete museale dalle 20 alle 24 al costo simbolico di €1. Tra i siti che potranno essere visitati ci sono l'Anfiteatro Romano di Piazza Stesico, il Museo Vincenzo Bellini, la Chiesa San Nicolò l'Arena in Piazza Dante, che proporrà inoltre dalle 21:30 alle 22:30 interventi musicali all'organo di Donato Del Piano. Alle Ciminiere è possibile visitare il Museo del Cinema e degli Strumenti Musicali e inoltre anche il Museo dello Sbarco. Adesso una breve pausa e poi il calcio, parleremo del Catania, tra poco. Eccoci al calcio. Domenico Toscano non parlerà prima della partita contro l'Ascoli. La squadra è già partita per le Marche per preparare al meglio l'andata della semifinale dei play-off. Il tecnico deve valutare le condizioni fisiche dei suoi reduci dalla gara con Lecco. Sentiamo Francesco Triolo. Il sogno Serie B passa adesso da Ascoli Piceno. Domani sera il Catania scenderà in campo al Del Duca per la semifinale d'andata dei playoff contro l'Ascoli, un appuntamento al quale i rosazzurri arrivano dopo il doppio confronto ad alta tensione con il Lecco 0-0 in Lombardia e il pirotecnico 3-3 del Massimino, che ha regalato la qualificazione grazie al miglior piazzamento in classifica. Adesso però il livello si alza ancora. Di fronte c'è un Ascoli che ha chiuso la regular season da protagonista con la promozione sfuggita per un soffio e che nei quarti ha eliminato il Potenza, una squadra solida con la miglior difesa del torneo e numeri da grande favorita.
In casa Catania, Domenico Toscano, che non parlerà alla vigilia, punta soprattutto sulla tenuta mentale e sul recupero delle energie dopo una settimana vissuta ad altissima intensità. Il tecnico rossazzurro prepara una gara di equilibrio, aggressività e ripartenze, sapendo che nei playoff ogni dettaglio può fare la differenza. Anche per questo Toscano sta valutando bene le condizioni dei suoi giocatori. Difficile, seguendo le parole del tecnico dopo la gara con Lecco, che possa rientrare Rolfini, ma nemmeno Lunetta e Corbari. E sono assenze che pesano. Le soluzioni di Limporta, Gherardi, Miceli, Pieraccini con l'ipotesi Celli in difesa, mentre in mezzo Casasola e Donnarumma esterni, Di Tacchio e Quaini in mezzo, mentre per i trequartisti potrebbero iniziare Ciccerelli e D'Ausilio dietro l'ex Forte, così partirebbero in panchina sia Bruzzaniti che Jimenez. Sono i primi 90 minuti di un doppio confronto, ma sono quelli che possono indirizzare la corsa verso la finale. Il Catania ci crede e vuole continuare a inseguire il ritorno in Serie B. E in chiusura vi ricordo che domani in 71 comuni della Sicilia si andrà al voto per eleggere il sindaco e il consiglio comunale. Si voterà dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. In caso di secondo turno di ballottaggio si voterà poi 7 giugno e lunedì 8 giugno. Saranno chiamati al voto anche i cittadini dei capoluoghi di Agrigento, Enna e Messina. Vi ricordo che lunedì ci sarà una speciale trasmissione del Punto a partire dalle 15 per seguire lo spoglio. Adesso è veramente tutto, grazie per l'attenzione, a tutti una buona serata.